bene? Buonasera a tutti, ben ritrovati. Buonasera a tutti cari amici, anche questa sera ci sono anch'io, ormai sono insostituibile. Faccio parte come quel quadro del... Facciamo praticamente la diretta da te ospite io, la diretta da me ospite tu. Giochiamo di fantasia con amici. Esatto. E come andiamo? Qualcosa ai nostri amici, su. Allora, c'è molto caldo. Molto caldo. E... abbiamo un bel ventilatore puntato. Dunque siamo qui per trascorrere mezz'ora di tempo insieme, in nostra compagnia, in vostra compagnia, per rispondere a una domanda in modo gratuito rispetto appunto alle vostre richieste e necessità. Dunque, mi raccomando, a proposito di domanda, formulatela in modo chiaro, vale a dire che dovete scrivere proprio la domanda su cui, cioè niente parole generiche, lavoro, amore, fortuna, denaro, scrivete invece una domanda molto chiara, dunque formulata con, una richiesta comprensibile per chi non conosce la vostra situazione. Mi raccomando, nome, data di nascita, domanda, come ho detto, e se la domanda riguarda un'altra persona, dovete mettere anche il nome e la data di nascita di questa persona. Bene, detto questo, vi ricordiamo che siamo presenti nonostante gli smanettamenti di Maria. No, sto cercando di linkare, spammare i nostri amici qui. Che siamo presenti anche su Facebook, abbiamo 2 gruppi principalmente che sono proprio stati fondati da noi, si chiamano I Casti Sacerdotali, e un altro gruppo che si chiama Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo, dove appunto condividiamo quotidianamente in base ai temi trattati dal gruppo. E non ultimo, cioè menzionato per ultimo ma non meno importante, per ultimo, il sito ilcapitano.intervista.org, dal quale potrete scaricare moltissimo materiale gratuito riguardante appunto questi temi di radionica, radiestesia, ermetismo, chiriologia, magia, esatto, esistono ancora anche alcuni file di rituali semplificati. Ha fatto lei. E non ultimo il sito, ma non ultimo del sito, la cosa più importante, la sezione shop benzinaio, cioè dove andiamo, a parte gli scherzi, dove c'è ad esempio questo bellissimo ciondolo magico al prezzo di 150 euro, di 10 euro di spedizioni, giusto? Giustissimo. In più ci sono altri pregiati prodotti di Legarma Tradizione, tipo le pulizie che noi faremo. Esatto, questa sera è venerdì, esatto. Finito questo spazio che abbiamo insieme a voi, e dopo ci dovremo mettere a fare le pulizie, sputa e spazza, come si dice. Radionico, per radionico radiestesico. Esatto, sì. Bene, ho visto che ci sono molti amici che hanno salutato, messo la domanda, allora vediamo un pochettino. Allora non devo più spammare. Ma concentriamoci sui nostri amici. Allora, buonasera Laura, buonasera Roxana, buonasera Doriana, buonasera Rosa, buonasera Marina, buonasera Chiara, buonasera Benedetta, buonasera Doriana, buonasera Sonia, buonasera Farfalla Keter, buonasera Libellula, buonasera Benedetta, forse l'avevamo già salutato ma non importa, buonasera Nella, buonasera Simona. Rosa? Sì, Rosa e Roxana. Roxana. Allora, benissimo, direi. Qui non siamo più in fascia protetta, giusto? O siamo ancora... Dici, vabbè, non si sa. Non si sa, vedremo strada facendo. Allora, rispondiamo alla prima domanda di Laura. 16 gennaio 86, chiede se Valerio è innamorato di 23 lei. febbraio 84, innamorato di lei. Belle date, le sento già che vibrano. Senti vibrare? Sì, sento vibrare. 16 gennaio, 23 febbraio. Vi ho detto che se vogliono possono anche fare una consulenza professionale a pagamento. Il numero di telefono, scusa? 347 8702 622 per fissare il vostro appuntamento eventualmente, privato. Esatto. 20 euro, 45 minuti. Perché sono più profonde, no? Le spiegazioni, perché alcuni appunto mi chiamano, dicono
quando è che possiamo fare ad esempio un consulto privato, perché durante Ma la Chiara live... l'abbiamo salutata, spero di sì, mi Chi è sembra Chiara? Chiara 73. Chiara 73, la salutiamo adesso. Ciao Chiara. Ciao. Ci fa sempre piacere che ci salutate. Esatto, poi lei è una fedelissima. Benissimo, benissimo. Allora vediamo dunque, Laura. Guardate dietro, non la lampadina, perché è proprio una lampadina, il quadro. Chi è che l'ha fatto? La nostra amica, lei che ci segue sempre? Fiorella. La Fiorella, Fiorella. che è un'artista progettissimo, no? A livello nazionale italiano. Allora, bene, vediamo un po' se Valerio è innamorato di Laura. Cade. Come cade? Come una pera. Ma cotto? Cotto come una pera. Bella Sibille, bella, abbiamo un botto col botto. Il taglio, il taglio così. Beh, ma si capiva. Qui c'è del morbido, c'è sostanza. Sembra anche che lui torni in modo corposo, in modo insomma pronunciato, sì. Direi. Sì, pronunciato? Non il mio pancino, insomma, fa me. Ah sì? Vediamo un po'. Ci ha messo un po' a valutare le cose. È un tipo che non è che prende, cioè prende su, via. Sai, non sapeva bene. Era un po' così, va. Sono un po' sbiadite però, In che senso sbiadite? Le Sibille sono un pochettino consumate. Beh, hanno 20 rotti anni. Milioni di Sibille che avrei non fatto. So quante stese hanno fatto nella loro vita con me. Sono consumate dalle cose che hanno visto. Probabilmente. Allora, diciamo che Valerio è partito un po' indeciso sul da farsi. Anche perché ascoltava un po' troppo la gente, né? Magari c'erano delle voci, oppure anche lui stesso proprio in contraddizione con quello che magari desiderava in quel momento. Comunque sta di fatto che pensa che ti ripensa, ha valutato insomma se iniziare o meno un flirt, però devo dire che risulta un po' bloccato nel passato. Nel passato sto dicendo, perché abbiamo visto il taglio che... il taglio è molto lanciato. Se per caso si è un po' allontanato, torna più... Come Rintintin? Torna più slanciato, sì, torna Lessi. Torna a casa. Allora, cosa succede in effetti? È che vedi che c'è una situazione un po' di stallo, come una perduta felicità che in fondo gli ha imposto uno stop, un blocco. Al presente ci sono delle situazioni che lo impensieriscono, non so se riguarda una situazione legale che vive lui in questo momento, sì. Sta a indicare. Oppure qualcuno che dall'alto della sua competenza, esperienza, età, gli dice delle cose insomma che lo turbano un po', e dunque c'è una situazione un po' rigida, un pochettino fredda, quasi misurata. E comunque ci sono degli aspetti nell'intimità, cioè nella confidenza di questa persona, esatto, che proprio non sono del tutto limpide, perché c'è questo qui che mi fa pensare, subito dopo c'è anche il militare, mi fa pensare che sia un po' un birichino, un bello fus. Allora, quello che vorremmo chiederti, così a titolo di informazione che può aiutarci nella lettura, è se siete già una coppia, se lui viene fuori da una relazione altra, che magari aveva carattere di legalità o ufficialità, perché ci sono alcuni aspetti che potrebbe tacerti. Vedi qua, nel prossimo periodo, militare, artista, cioè è amatrice, dunque è possibile che lui magari ti nasconda qualche cosa, e che è probabile che pensi a qualche figura del passato. Già. Non una ex, ma una donna che magari non ha completamente dimenticato.
Dunque potrebbe anche indicare che cioè che questa donna viene usata un po' come metro di paragone. Ora, magari non è proprio del tutto così, potrebbe anche indicare che comunque ha una forte attrazione. Il militare in fondo è una carta anche di tutte quelle che sono le forze tipiche marziane, e dunque può indicare forza di volontà, determinazione, ma anche qualcosa contro cui dobbiamo lottare, qualche ostacolo, qualche difficoltà, qualche segreto, e in ultima analisi anche attrazione fisica, che è un altro significato di Marte. Ma scusa, non ti sembra che è un po' un narcisista? Esatto, dunque diciamo che può talvolta risultare distaccato, proprio perché ha un atteggiamento, un comportamento di chi è molto sicuro di sé, di chi sa il fatto suo, e comunque ha delle idee molto, molto precise, molto determinate, molto forti. Dunque, ecco, diciamo che c'è un qualcosa nel prossimo futuro che verrà fuori e potrebbe portare a cambiamenti di rotta, nuovi inizi, però non facili. Potrebbe anche indicare comunque che fondamentalmente diventerà un po' geloso anche di te, e probabilmente lo diventerà nel momento in cui lui per primo ha di che nascondere, e magari chi sospetta di fetta, si dice, no? Dici un po' di polvere sotto il tappeto? Magari qualcosina. Vediamo un po' Ti consiglio che l'esito. Lo Il spero Carcar, per un bel bidone potente. Allora, esito, conversazione, donna di servizio, allegria, pensiero. Beh, chiaramente la tua domanda che riguarda se Valerio è innamorato di te, beh, diciamo che sicuramente si trova molto bene a dialogare, si sente ascoltato, è una situazione comunque di intimità, di familiarità, però è ancora un qualcosa in corso, non è proprio un innamoramento, non è proprio un amore, è un innamoramento, parte da un flirt. Esatto, Dunque, perché si vede che pensa. sì, lui ci pensa e sta, come è partito qua con le sue valutazioni, comunque continua a pensare. Diciamo che non è il tipo che si lancia di pancia, per fare rima. Sì, è un tipo Eh sì, esatto. Bene. Andiamo avanti. Andiamo avanti con la prossima domanda. Allora, dopo quasi tutto il mondo, mi risposto un po'. Dici tu? Ma no. Sì. Allora, la prossima domanda è di Marina. Ritroverò il mio entusiasmo interiore 8 marzo del 70. Vediamo un po' la nostra Marina. Vediamo un po' l'entusiasmo interiore di Marina. Bella meschettina. Esatto. Ma quanti capelli ci saranno qui all'ombra? Qui all'ombra come minimo 35 più. Minimo, ma forse ce n'è anche un po' meno, ma percepiti. Allora, beh, guarda, qua ne dà 29 ci danno anche il Sibille qui. 29, 27, percepiti 32. Allora, beh, come entusiasmo c'è un po' di rimpianti. C'è qualcosa. C'è un po' di abbattimento, che però è causato da un uomo. Un uomo, Soliti. Questi uomini. Mai fidati, grossi. Allora, dottore, falsità, disgrazia, fedeltà, domestico. Insomma, abbiamo una prima linea un po' così, Un po' montagne russe. E anche adesso c'è qualcosa da fare. Dai, su. Beh, l'entusiasmo tornerà. Tornerà l'entusiasmo. Allora, si vede qualcosa di buono. Diciamo che una situazione poco chiara, che cercavi comunque di mettere a posto nonostante l'insidiosità, ha definito o comunque ha portato qualche imprevisto forte, anche forse legato a una situazione sentimentale con un uomo giovane. Un domestico potrebbe essere un uomo più giovane di te, che sei la consultante. Dunque
c'è già un qualcosa di acceso, di impegnativo di e acceso, che comunque di ci acceso. risponde in qualche modo sul come siamo arrivati qua alla tua domanda. Dunque, intanto questa persona ha un ruolo nella situazione. Al presente, hai dei sogni, hai delle speranze, delle aspettative e forse queste aspettative sono un po' riposte nel prossimo periodo, in queste vacanze estive, in questo periodo, con la necessità proprio di cambiare delle cose, di svagarti, di stare un po', come dire, più leggera, no? Di vedere con più ottimismo, con una maggiore speranza al futuro, che senti aver preso una piega o comunque senti che è avvenuto una specie di cambiamento che ha portato un po' volubilità, instabilità. Dunque, forse tu cerchi un qualcosa che ti permetta non tanto cioè di affrontare tutto meglio, ecco, di partire con quella spinta, giustamente chiedi se torna l'entusiasmo. Devo dire che innanzitutto si muoverà qualcosa sul piano lavorativo, dunque il primo ambito dove diventerai più determinata è lì, vedi che c'è intanto qualche nuova situazione forse che arriva proprio in quella direzione e che richiede uno sforzo, un impegno. E visto che la domanda riguarda l'entusiasmo, direi che il primo punto della tua vita in cui lo inserirai e troverai nuovamente entusiasmo riguarda proprio l'ambito lavorativo. Allora, amatrice, amante, malinconia. Di sicuro desideri amare ed essere amata e forse è questo la cosa che ti peserà di più o maggiormente in futuro. Nonostante ciò, anche se c'è la carta della malinconia, comunque amatrice e amante sono lì, e che significa che c'è di nuovo o un innamorarsi della vita oppure effettivamente arriva qualcuno che ti darà di nuovo la sensazione di provare passione, provare amore per quello che fai. Ma non sarà ancora del tutto un avvio deciso, perché comunque la carta della malinconia fa capire che qualche aspetto non è del tutto in ordine, forse a mancarti sarà proprio un qualcosa di tipo sentimentale, un appagamento che tu stai cercando da parte di qualcuno che insomma sia che ti corteggi, che ti faccia sentire amata, importante. Forse quello è l'ambito in cui tu più senti sofferenza. Ad ogni modo, come esito, abbiamo delle circostanze che si muovono o che hanno colpito un pochettino il tuo entusiasmo, visto e considerato che la domanda riguarda questo, ma ecco, da una parte c'è l'invito a non essere né precipitosa né frettolosa né avventata e di invece imparare a godere con leggerezza delle gioie della vita e dunque godere anche le varie trasformazioni che la vita subisce, invece di rimpiangere i momenti che non ci sono più, godere di quello che stai vivendo, perché sicuramente ti porta qualcosa. Infatti abbiamo qui Imeneo Casa che può indicare diverse cose. La prima è che questo entusiasmo assolutamente torna, la leggerezza è anche una carta di passione verso le cose esotiche, i posti lontani, le cose diverse dal nostro quotidiano, ma anche persone che possono arrivare da posti lontani rispetto a casa. Dunque c'è questa voglia di nuovo di gioire, no? Di essere un po' più leggera, e guarda che Imeneo e Casa sono carte di grande conferma e dunque sono proprio convinta che se ti impegni insomma a lasciarti alle spalle tutte le interferenze negative e anche i pensieri autosabotanti che potresti rivolgere verso te stesse, che magari sono quelli la principale causa di difficoltà, guarda che allora l'esito sarà più che positivo. Sì.
Non hai detto niente, cosa volevi dire qualcosa? Ero incantato della tua stesa perché stavi praticamente dicendo quello che pensavo io. Ah, benissimo, bene. Allora, E allora abbiamo anche non volevo esagerare. il sì dell'uomo del monte. Sì, perché sembrava quasi l'uomo del monte, che l'eco, no? Andiamo avanti. Andiamo avanti alla prossima domanda. Allora, Roxana, 18 febbraio 87, lei ha scritto fortuna, ma poi si è corretta, ha sentito cosa dicevo e dunque sotto so che ha scritto qualcosa. Andiamo un po'. Tra quanto tempo troverò la felicità? Grazie. Allora, premesso che le sibille non inquadrano il tempo, ma i prossimi futuri eventi. Dunque, diciamo che più che altro vi spiegano un po' le situazioni. Mentre ci siamo, salutiamo The Love Witch, Rosa Miliardi e Angelica Montinaro. Bene. Hai visto cosa dice Marina? No? Marina. Beh, sì, ho visto. Cioè, voglio dire, io ero sicurissimo che fosse così. Allora, va bene, torniamo alla domanda di Roxana che chiede quando avrà un po' di fortuna e di felicità. Vediamo un po', vediamo come va questo argomento nel prossimo periodo per te. Allora, si chiama proprio Roxana, immagino, 18 febbraio 87. Passiamo. Nascondiamo il concetto Covid. Beh, sembra che la fortuna tornerà comunque a farti visita, sì. Questa carta è molto importante. Ma anche questo è il ritorno. Qui c'è un ritorno alla grande. Esatto. Perché vuol dire che era già una donna fortunata. Sì. Vediamo proprio. Non so se si vedono bene, abbiamo una luce molto forte. Una bella luce forte, viva, ma ecco qua. Ecco qua, vediamo un po'. La fortuna una volta, guardala qua. La baciava, la baciava. Sì, flirtava con lei, si può dire. Con lei, sì, e si faceva sentire perché è una donna molto forte, certo. C'è una linea del passato, direi, stravolgente, direi, insomma, adesso si capisce perché sente la mancanza. È chiaro che però al presente lei percepisce che qualcosa non va, le sottrae questa fortuna. C'è qualcosa che di nascosto le ruba la felicità, guarda qua, l'allegria. Le ruba la felicità. Magari che sia un narcisista. No, magari è anche qualche esame, qualche prova che deve sostenere. Questo denaro qui, cosa ne dici? Ma può riguardare veramente questioni economiche che deve definire in qualche modo, ma può anche indicare delle situazioni che lei si trascina da tempo. E dunque diciamo che c'è un qualcosa comunque che agisce nell'ambito della tua fortuna o diciamo mancanza di fortuna temporanea e che è legato. Scusa, intendi di sfortuna? Sì, ma era come dire un diversamente fortunato. Ecco, un po'. No, è un periodo, perché come vedi nel passato non sono mancate tutte le buone opportunità. Tutti i giorni. È un po' un momento dove sarà bene invece studiare la situazione, forse anche non sottovalutare certe situazioni economiche, sarebbe il caso di studiarle con il giusto distacco, con la giusta maturità e magari farsi anche consigliare. Adesso non sappiamo in che modo. Non da un commercialista. Oppure da uno bravo. Comunque c'è qualcosa che ti turba e che però non hai ancora ben definito perché il ladro chiaramente agisce alle spalle.
Il futuro però, blocchi, lei che cerca di capire come risolvere la situazione. Un futuro un po' pesante però. Sì, perché Pieno di queste insidie. valutazioni saranno non necessarie di più, perché resterai per un po' di tempo bloccata in un'attesa, nell'attesa forse di avviare qualche nuovo percorso, nuovo progetto, di trovare come muoverti da qui in avanti. Considera che la carta del mercante parla appunto di trattative, di accordi, ma anche di periodi proficui. E dunque te sei lì che aspetti che si crei il momento giusto. Però, allora, più che aspettare il colpo di fortuna, secondo me qua si tratta di pianificare con intelligenza e anche con la giusta conoscenza. Ok? Dunque, attenta comunque, perché anche in questo ambito nel prossimo periodo diciamo che giungeranno delle notizie, o comunque scoprirai che qualcuno non tira proprio in tuo favore. Forse potrebbe essere proprio nell'ambito lavorativo o nell'ambito di questi progetti che tu aspetti di avviare. Dunque c'è una situazione che in qualche modo diventa una specie di rischio, un rischio che non è detto che ti colpisca, però intanto ti porta qualche pensiero, qualche momento di abbattimento. Abbiamo però la chiusura della casa e dunque c'è un modo di diventare solidi, di rifugiarsi, di avere protezione. Dunque ci vorrà un po', perché secondo me buona parte dipende anche dalle scelte che prendi. Considera comunque che come esito donna di servizio, morte, matrice, leggerezza può indicare che alcune cose per le quali ti stai dando da fare, con cui stai cioè situazioni di collaborazione o attività che porti avanti cambieranno portandoti un po' a fare un tuffo nel passato. Dunque è probabile che tu riprenda delle vecchie situazioni che sono collegate o con l'estero o con persone non proprio vicine. Ok, dunque valuta bene gli aspetti di cui ti abbiamo parlato, nella speranza che chiaramente ti risuonino e ti dicano, insomma, ti diano delle informazioni utili. Bene. Allora, facciamo ancora una domanda. Ancora una, sì. Siamo a 28 minuti. Dunque, Sonia? Doriana. Doriana. Troverò amore 7 settembre del 76. Allora, Doriana, vediamo se troverà l'amore 7 settembre del 76. Ma gliel'hai detto che ci sei anche lunedì sera alle 21:30? No, glielo stiamo dicendo per adesso. I nuovi che entrano in questo periodo a vederci, alle 21:30 il Legame sempre il suo canale ci sarà, e mercoledì alle 20 21 nel mio canale avremo come ospite di eccezione il Legame, e poi veramente di prossimo. Per Dunque, quelli a cui non rispondiamo. Le persone che non otterranno una risposta questa sera sono caldamente invitate a tornare lunedì alle 21:30 sul mio canale YouTube. Adesso rispondiamo a Doriana, vediamo se troverà l'amore. Vediamo se troverà l'amore. Ma sembra che torni una persona alla sembra ribalta. Che torni una persona un po' narcisista, un po' con la puzzetta sotto naso. Oppure svolge un lavoro d'ufficio, potrebbe indicare anche aiutarla a capire chi è in base alla professione di quest'uomo. Comunque è un uomo che sa il fatto suo e che è anche consapevole delle sue delle belle qualità, delle belle qualità, è una persona stabile, acculturato molto bene. Esiste un po' sotto il naso, un braccino corto. Dici, beh, quello non è più il mercante. Allora, no, qualcuno c'è in giro che gira, però.
qualche... vai. Sto un po' nascosta. Allora, dunque, la linea del passato ci segnala qualcuno che se ne va di casa, e questo ti ha portato comunque, oppure tu che vai via da una casa, insomma, in poche parole c'è qualcosa di volontario che causa un blocco. Dunque, anche se probabilmente molte delle forze interiori le hai dovute trovare per tenere in piedi la famiglia, per occuparti di eventuali figli, dunque hai sicuramente attraversato dei momenti di difficoltà nel passato. Attualmente, al presente, vedovo, conversazione, amore, nemica. Insomma, non è un momento fiorente per l'amore, perché c'è un po' di rassegnazione che magari si riversa anche negli incontri con gli amici, nei quali potrebbe comunque esserci una qualche possibilità, una qualche attrazione, ma attenzione, perché proprio in questa cerchia di amicizie o comunque delle persone che hai intorno c'è una persona della quale dovresti diffidare. Le sibille non dicono tanto di più, segnalano solo che potrebbe essere una rivale. Un po' cattivella. Esatto, qualcuno che non disdegna di colpirti alle spalle se può. Un serpente. E forse proprio fa pettegolezzi, no, sul tuo conto. Comunque, andiamo nel prossimo futuro. Dunque, sembra proprio che le cose si muovano, si aprano periodi positivi e finalmente dopo magari un periodo di solitudine che è durato più di quello che desideravi, inizia un qualcosa di telefonico. Dunque potresti conoscere qualcuno tramite le chat, questi siti di incontri, e avviare degli scambi, delle telefonate. Allora, questo chiaramente non è male, potrebbe, come dire, stabilire un nuovo inizio o sancire una conoscenza anche con una persona piuttosto interessante, ma con la quale avrai dei turbamenti. È possibile che sarà una persona di un certo tipo, di un certo livello anche sociale, che potrebbe in qualche modo o portare profonde insicurezze in te, magari anche non farti stare tranquilla, proverai della gelosia, però, oppure sarà quest'uomo stesso che diventerà un po' geloso. Però ecco che comunque la consolante sorpresa conferma questa conoscenza come qualcosa di valido. Insomma, di peso. Come qualcosa che raccogli in modo positivo. Esatto. E potrebbe proprio indicare che in fondo, inconsciamente, stavi aspettando una persona come quella e che per questo sarà per te motivo di soddisfazione. Sì. Per quanto riguarda l'esito... Dai, non è mai un po' nascosto quest'uomo. Sì, ma la vecchia signora è qualcuno che conosci già. Che conosce già. Potrebbe essere anche un'amica più grande in età, qualcuno che le dà dei suggerimenti, dei consigli, ma potrebbe anche indicare un ex, qualcuno che, con il quale è rimasta comunque una forte attrazione e che in segreto fa un comeback. Esatto, perché comunque c'è fedeltà, allegria, dunque potrebbe anche quasi improvvisamente, senza preavviso, riprendere a corteggiarti. Dunque, proprio sola non ti vediamo. No, anzi. Però devi diffidare dagli incontri che fai nell'immediato, perché fra un po' una donna sono le migliori. Ma è probabile che stia già lavorando alle spalle di lei. Sì, qui è già colpito, però noi gli diciamo che è stata colpita. Fai attenzione. Attenzione perché sono le peggiori. Li chiamo i piperoccioli. Allora, a questo punto vi invitiamo a tornare lunedì alle 21:30. Alle 21:30 nel canale di Legale. Io non ci sarò perché chiaramente anch'io devo fare il rito creativo, quelle cose lì. Però vi ricordo che adesso il Legale Magnetoviziano vanno a fare pulizie radioniche ai propri assistiti, alle persone che ci hanno affidato insomma il compito di riequilibrare i vari campi e i vari
come dire, le varie frequenze che compongono la vita di tutti i giorni, dunque andiamo a riallineare un po' le loro energie, le loro frequenze e che dirvi, resto disponibile per consulti privati a pagamento, 20 euro 45 minuti, il numero è 347 8702 622. Grazie di cuore per aver partecipato, buon fine settimana. E ci vediamo lunedì A lunedì. sera, stesso canale.